Nascono ponti, cavalcavie e percorsi alternativi provvisori. I mezzi meccanici scavano, spianano, si getta calcestruzzo e asfalto. Di giorno in giorno la tanto attesa strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta prende forma. Il raddoppio delle corsie si materializza con imponenti opere strutturali. Alcuni tratti sono stati ultimati e contestualmente aperti al traffico, altri sono in fase di realizzazione e gli operai non stanno risparmiando sforzi, nonostante il maltempo e le temperature gelide del periodo, per rispettare la tabella di marcia. I lavori procedono piuttosto speditamente per mettere a disposizione della parte meridionale della Sicilia, della provincia di Agrigento, tagliata fuori dai circuiti autostradali, un'arteria che consentirà di raggiungere l'imbocco della A19 Palermo-Catania in tempi notevolmente ragionevoli e soprattutto in sicurezza. Sono stati infatti numerosi negli anni gli incidenti anche mortali. Ogni pezzetto di strada che viene consegnata rappresenta una vera e propria conquista in una terra per troppo tempo dimenticata e abbandonata dalla classe politica. E mentre nei cantieri fervono i lavori, c'è chi fa i conti con i comprensibili disagi. Sono le aziende commerciali che operano lungo la statale 640, come ad esempio quelle nei pressi di Racalmuto. Stiamo stringendo i denti, afferma il titolare del rifornimento Esso. Gli affari sono notevolmente diminuiti. Purtroppo in questo periodo si sta lavorando molto meno, siamo forse meno del 50% e qualche ragazzo, qualche dipendente sta rimanendo a casa. Speriamo che finisca presto il tutto per avere almeno la strada ammodernata e utilizzare questa nuova infrastruttura che ci stanno mettendo a disposizione. C'è meno movimento? Molto meno movimento, oltretutto abbiamo qui per ora la corsia chiusa e di conseguenza è proprio ridottissimo il movimento. Difficoltà anche per l'azienda dei fratelli Garlisi. Il loro vivaio è ricco di piante e alberi di vario genere e per ovviare al problema sono direttamente loro a raggiungere i potenziali acquirenti nei mercati della provincia di Agrigento e si danno da fare con la consegna a domicilio. In questo periodo si fa di necessità virtù. Abbiamo preso almeno il 60% delle nostre entrate, anche se non si deve dare la colpa solo a loro perché siamo in un momento di crisi e quindi la crisi anche ci sta portando a questo, però con un buon accesso io penso che sarebbe stato meglio. Da quanti anni lavorate qui? E qui siamo da almeno 20 anni che abbiamo formato questa azienda, siamo dei giovani imprenditori, siamo io e mio fratello. E ci crediamo fino in fondo, abbiamo 5 dipendenti e cerchiamo di lavorare per non andare via. Il problema della strada è che usciamo con l'infrazione del cantiere, che usciamo in controsenso. Poi io penso che bastava fare come si dovrebbe fare la strada alternativa, la strada secondaria, che invece non si è ancora realizzata per niente. Io penso che il cantiere si poteva, invece di utilizzare tutto il cantiere, lasciare solo un tratto, lavorare in un tratto, completare prima un tratto e poi farne un altro, o quando meglio fare la strada secondaria, che sarebbe stato buono, e poi ricominciare a lavorare in questo cantiere. Comunque i disagi sono notevolissimi.